Buona domenica a tutti ragazzi, qua a Salerno il tempo già sta cambiando, diciamo, è molto nuvoloso, come ben potete vedere, da qua stanno tutte nuvole bianche, mentre di qui ci stanno arrivando nuvole nere. In effetti è una giornata un po' come la chiamo io scema, cioè non ci sta né sole, grigia, cupa, quindi secondo me stasera arriverà il maltempo, quindi credo proprio di sì. È una giornata strana, come dico io. Non si capisce se ci sta il sole, se è grigia, se è cupa, se deve piovere, boh. Al finale, secondo me, da qua ci stanno i nuvoloni neri. Poi da qua ci sta un po' di sole. La giornata da stamattina è strana, in effetti, non è che adesso solo sta arrivando questa nuvola grande qua, come potete vedere, bella nera nera, che forse porterà un po' di pioggia, non lo so, anche se come regola da stanotte dovrebbe iniziare a nord Italia e poi domani sera, diciamo, finire qui a sud Italia. Ciao Letizia, ciao. Quindi questo bel nuvolone, ragazzi, non fa sperare bene, però vediamo. Sì, è tutto un tempo tutto strano, sole, nuvole, boh. Come dico io, il tempo è scemo, boh, non lo so. Da una parte ci sta nuvole nere, da una parte ci sta il sole. Da stamattina si sta alternando, diciamo. Non piove che non piove, però ci stanno nuvole nere, nuvole bianche, guarda qua, tutte. Sì, dimmi Letizia, come puoi vedere, guarda, come regola qui detto il cielo a pecorelle, acqua a catinelle, quindi più o meno il detto diciamo è così. Da che parte stai Massimo tu? In effetti il detto qua campano si dice ragazzi, acqua a pecorelle, diciamo nuvole a pecorelle, acqua a catinelle, cioè quando le nuvole sono così significa che pioverà molto, acqua a catinelle. A Reggio Emilia è uguale, quindi vabbè, stanotte incomincerà a nord, ragazzi, quindi la proiezione, quello che avevo fatto sul meteo, quello in tempo reale, quindi diciamo dalle 3-4 di domani mattina tutto il nord sarà proprio tempestato, poi verso le 10-11 sarà il centro e poi a finale nella serata sarà il sud Italia. In effetti sulla Sicilia pure si prevede molto casino, su Palermo però in Emilia Romagna. No, qua vedi, qua ci sta il sole, qua ci sta la nuvola nera, non si capisce nulla. No, devo andare a visitarlo, non l'ho visto. Pier Giorgio 59, devo vederlo, vedi? Adesso ad esempio è andata via il sole, ragazzi, vedete? Adesso non ci sta più il sole, è finito già. È rimasto la nuvola nera. E così sta facendo da stamattina, vedete? Ora stava la sferzata di sole, adesso sta ricomparendo un'altra volta. Quindi non sa neanche lui che può fare oggi. Pier Giorgio 59, mo vedo che cos'è, non lo so, non ci sono mai andato la verità. Questo nuvolone lascia ben sperare, però. Vabbè, sì, in effetti un po' di tutto, diciamo, cambiamento meteo, UFO, fantasmi. Diciamo che in effetti un po' di tutto, religione, un po', diciamo, tutto basta che non sono tipo gossip tipo della TV. In effetti però sono più attratto per gli UFO, fantasmi, queste cose qua, religione. Sì, sì, vado a dare un'occhiata, tanto io visito quasi tutti i siti, si può dire, in effetti inglese, francesi, tedeschi, russi. Quindi che mi costa andare a guardare questo sito che dice questo signore? Sono andato anche da quello Mauro Beghino, quindi io sono una mente diciamo aperta, quindi non è che voglio sentire anche il parere degli altri, non è che
diciamo mi fermo a me, no? Anche perché non sono un ricercatore io. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti quanti. Voglio vedere questo Pier Giorgio 59. Chi è? E ci sentiamo più tardi ragazzi. Mi faccio un caffettino e vado a vedere che dice questa persona. Oh Alessandro, buongiorno. Qua a Salerno piove, no, nuvole, sole, pioggia, non si capisce che vuole fare oggi. Qua la nuvola, qua sta il sole. Quindi un casino proprio. Vabbè ragazzi, vi saluto e ci sentiamo più tardi. Può darsi che questa nuvola porta un po' di pioggia. Vedi, adesso se n'è andato il sole. Sta facendo tutto da stamattina questo. Viene il sole, se esce il sole, arriva il sole, viene il sole. Poi, grazie. Vabbè ragazzi, fatemi andare adesso. Ma un po' tutta Italia è così. Voglio andare a controllare un attimo questo Pier Giorgio, quindi ci vediamo dopo.